Ok, siamo sempre in diretta, sempre dal BHR Hotel di Treviso per questa serata di solidarietà e sempre con interpretazioni sul radicchio. Siamo in compagnia di Raffaele Ross del ristorante San Martino di Scorzè, Venezia. un gran bel ristorante che si in qualche modo caratterizza per una proposta sempre curata, molto attenta al territorio, e anche in questo caso penso che ci sia da parte tua una scelta di questo genere, con 2 proposte addirittura. Sì, ci sono 2 proposte. Allora, la prima riguarda sempre comunque da base di pesce e radicchio. Le nostre proposte sono fatte così. Allora, la prima proposta è uno speck di razza molto speziato con arance diciamo, e spezie di tipo terziario come cannella e anice, accompagnato da un'insalata fresca di radicchio fatto in osmosi, della cipolla e un cutney di radicchio, e quindi una salsina molto leggera di uva fragola. Ne abbiamo uno pronto o stanno ultimando? Stanno ultimando, comunque dopo le immagini le avrete. Mentre la seconda proposta, che sarebbe sempre fatto con pesce, è una sfoglia di seppia ripiena con il suo nero di seppia, e anche lì abbiniamo un'insalatina di radicchio molto fresca e là andiamo a metterci un po' di spuma di patate e sedano, tutto condito con un po' di cenere di cipolla. E naturalmente 2 piatti, hai anche curato 2 proposte, come dire, di vino. Abbiamo, ce le presenti tu? Abbiamo un Collio friulano. Allora, qua abbiamo un Collio friulano di Fiamme Music, che è quindi San Floriano, zona vocatissima per i vini, quindi dopo magari Fabian. Avviciniamo il nostro produttore, giusto? Nome? Fabian Music. Hai portato tu questi vini? Sì, noi siamo proprio sul Coglio Goriziano, ecco, proprio a 10 minuti dalla città di Gorizia, una zona completamente collinare molto vocata per i vini bianchi. Questa sera abbiamo portato un Tokai friulano, che adesso si può chiamare solamente friulano, dell'annata 2017. Chiaramente ha anche la possibilità in qualche modo di abbinare il pesce con un prodotto che però ha anche, come dire, molta personalità, no? Personalità, struttura, sicuramente sia dalla parte, diciamo, dei profumi che anche, diciamo, dalla parte della bocca, perché chiaramente la nostra terra è molto sapida e molto minerale, ecco, quindi lo porta ai vini, che però non devono mai sovrastare i piatti, perché sicuramente la pietanza e il vino devono esaltare, esatto, devono andare di pari passo, questo è l'importante. Comunque una bella soddisfazione essere con uno chef così, con un cuoco chef, ormai questi nomi. Poco. I chef sono in TV. Sì, i chef li lasciamo in TV, no? Bene, veramente una bella proposta, complimenti, dopo verremo a indagare i piatti. Grazie. Siamo ancora qui, ma perché siamo qui? Perché in realtà avevamo annunciato 2 vini, abbiamo presentato questo Collio friulano dell'azienda Music, ma c'è anche un rosso veneto, che viene fatto dove? A Tre Baseleghe in provincia di Padova, molto vicino. Non è una zona, diciamo, di quelle molto famose per vinicole, però vi assicuro un produttore molto serio che fa una scelta molto particolare in vigneto per produrre 3.000 bottiglie di questo vino. Quindi prendiamo una bottiglia così la facciamo vedere a favore di telecamera. Intanto l'azienda come si chiama? È l'azienda Vinicola Balan di Tre Baseleghe. Ce l'abbiamo fuori dalla porta di casa, non sappiamo di avere queste. A volte è proprio così, fuori di casa. Noi ci fidiamo di te, se tu l'hai in qualche modo selezionata, nel tuo locale non entrano vini per sbaglio. Questo vino andremo a abbinarlo proprio con il primo piatto di cui abbiamo parlato, con lo speck di Manza, che comunque è un prodotto molto ricco, gustoso, e ha bisogno di un vino rosso di questo tipo. Benissimo, quindi avete visto una bella proposta, oltretutto un'azienda facile da trovare, Tre Baseleghe, vicino a Padova, e quindi perché no, proviamo anche questo rosso padovano.